gara dal Palacicogna di Ponzano Veneto. Oggi Cave Treviso, Pirossigeno Cosenza, è la gara della 24esima giornata del campionato di Serie A calcio 5 quinto. Ben ritrovati da Marco Pagano. La sfida sta per chiudere il sabato intenso di Serie A di calcio 5. È già conclusa una gara, la prima di questo lungo sabato, insieme con la vittoria della Roma sul campo dell'Active Network. Giocheranno invece le 18 Gorizia Pellievoli, un'altra gara molto importante, chiaramente di interesse anche per la classifica di Cave Treviso e Pirossigeno Cosenza, che si giocano oggi una fetta della loro salvezza. La Cave parte quart'ultima a 22 puntini a classifica, sono due sconfitte consecutive contro Sant'Abate e Roma. Invece per il Cosenza, penultimo in classifica, è arrivato il successo contro il Pomezia, che di fatto ha un po' rilanciato anche le sensazioni in un momento complicato per il Cosenza, che ha conquistato appena 4 punti in trasferta. Ha fatto nelle ultime 3, pareggiando con la Mantova, vincendo contro la Sant'Abate, perdendo l'ultima contro il Napoli di misura, e quindi testimoniando anche una crescita evidenziata dai risultati oggi anche per Oscarino. E invece il cronometrista è il debutto della sezione di Molfetta. Squadra in campo per questa 24esima giornata del campionato di Serie A calcio 5 quinto. È una gara importante, come detto, in zona salvezza, perché in questo momento la Cave giocherebbe di play-out, di fine campionato, di fatto di spareggi per restare aggrappata alla Serie A. Invece il Cosenza scenderebbe dritto dalla Serie A alla Serie A2 Elite, quindi di conseguenza diventa fondamentale oggi per il Cosenza provare a ritrovare il successo. Ne ha trovato solo uno per adesso, lontano dal Palla Pirossigeno. Ha fatto proprio la terzultima trasferta contro la Sant'Abate. Oggi per la Cave ancora sede Luisigno, non al meglio Bissoni provato prima di questa gara. Sarà comunque a disposizione insieme a Petrangelo e Pior, che sono i portieri. Ercolessi, Andre Ferreira, Antoniazzi, lui, Sudon, Vieira, Azzoni, Donin e Gargantini insieme a Bissoni, come detto, a disposizione oggi per Silvio Rocia. Invece il Cosenza di Bagnes deve fare a meno oggi dello squalificato Saponara. Per i Bagnes, Golia, Parisi e De Brasi sono i portieri. Dornato, Donidandel, Marchio, Bavaresco, Trentin, Marcelligno, Arrieta, Canal e Soliberto sono i giocatori di movimento a disposizione. È iniziata la gara, 24esima tappa di questo campionato di Serie A calcio 5 quinto. Il primo movimento di Donin, chiuso e anticipato, l'invio lungo da parte di Parisi, che lancia direttamente nel vuoto. Il primo possesso di questa serata per il Cosenza. Si riparte da Donin, arriva dal gol segnato nella partita persa di misura contro la Sant'Abate, una gara molto complicata, gestita bene fino all'ultimo e persa soltanto negli ultimi secondi in trasferta. Donidandel, l'uscita adesso del Cosenza, sfila direttamente in fallo laterale, non trovato il movimento di Marcelligno, qui inquadrato Zannolla, arbitrerà quest'oggi insieme a Paverani. Antoniazzi lascia il possesso a Donin. Azzoni, tentativo di affondo, movimento di Giappaviera. Donin va al tiro, ci pensa, finta, poi lascia il possesso, toccato da Marcelligno in calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo di questa partita dopo 56 secondi. Bavaresco, Donidandel, Ardonato al limite dell'area a schermare la traiettoria, cross che arriva, Giappaviera sotto porta, la palla schizza, sarà rimessa dal fondo. Prima buona occasione per Giappaviera in questo avvio. In mischia stava per risolverla il capitano, qui anticipato all'ultimo. L'ottima chiusura difensiva. E adesso palla scodellata per il tentativo di Donin. Termina direttamente sul fondo
Si riparte col possesso per il Cosenza, all'offerta per l'uscita da parte di Adornato che calcia direttamente in fallo laterale. Possesso per la Came Treviso. Pietrangelo lascia la battuta e la ripartenza ai suoi. Antoniazzi, fallo offerta per Giappa Vieira, torna da Donin, in avanti Antoniazzi, non tocca, palla che scivola direttamente a lato. Adornato, uscita sbagliata per Marceligno. Inquadrato il numero 19 del Cosenza, a 13 gol in questo campionato e azioni sul punto di battuta. Chiamata la distanza per Adornato e Marceligno, battuta all'indietro. Antoniazzi allarga, Donin finta, vuole rientrare, se la porta sull'esterno, calcia comunque. Ha provato Donin, bravo Bavaresco qui ad impedire, traccia interna. Adornato, riparte, rimessa laterale per il Cosenza. 1 minuto e 40, è andato via. Adornato, finta, rischia qui su Giappa Vieira, palla raccolta adesso dalla Came con Giappa Vieira che calcia sull'esterno. Buona soluzione per il capitano della Came Treviso che ci ha provato con un angolo molto stretto. Si riparte da Marceligno. Adornato costretto a tornare indietro sulla pressione di Azzoni. Bavaresco, Adornato, un dribbling di troppo, palla persa. Donin offre l'indietro. Antoniazzi, scodella in avanti per Giappa Vieira, spalla alla porta. Tony Dandel su di lui. Antoniazzi, pesa a tiro dalla distanza, mira ma non trova la porta. Il Cosenza non si scompone in questo avvio, lascia l'iniziativa alla Came, forzando di fatto la giocata dalla distanza. Adesso prova a riproporsi con Marceligno in avanti verso Bavaresco, palla di ritorno, Marceligno calcia con deviazione. Questa la traccia centrale per la conclusione arrivata alla fine da Tony Dandel. Allora Bavaresco potrà andare a battere il primo calcio d'angolo anche per il Cosenza. Scodellato sul secondo palo, conclusione in volée, uscita adesso per Giappa Vieira. Tony Dandel su di lui, tocca per ultimo e alla fine sarà rimessa per la Came Treviso. Donin, Antoniazzi, l'uscita della Came. Donin, Azzoni, con calma adesso la squadra di Silvio Roccia. Donin se la sposta sull'interno, calcia col sinistro, potente e centrale la risposta di Parisi. Antoniazzi va dentro, ribattuto il tentativo, si riparte allora da Enrico Donin, piede caldo e ci prova di nuovo con deviazione. Tentativo dalla distanza di Enrico Donin, scheggiato dal ginocchio di Parisi. Calcio d'angolo già battuto, palla che resta al limite, ancora Donin se la sposta sul destro e calcia, forzando questa volta il tiro, palla che termina fuori. Rinvio, Gianluca Parisi rimette in movimento i suoi, è entrato in campo anche Rieta. Conclusione qui tentata da Bavaresco, termina abbondantemente a lato, nessun problema in questo caso per Pietrangelo. Inquadrato il numero 10 del Cosenza. Giappa Vieira, chiuso. Tocco di Marceligno, indicazioni per lui da parte di Bagnez. Azzoni,
Gioca all'indietro Antoniazzi per l'uscita. Pesca Donin. Largo Azzoni, riceve, sposta in zona Giampaviera e lavora questo pallone all'indietro. Donin calcia con la pressione di Bavaresco addosso, prova comunque una buona rimessa. Questo il tentativo precedente murato da Bavaresco. Baresi che ha impedito. Calcio d'angolo, adesso rimessa battuta, il cross che arriva, è a terra Donin. Si è allacciato nuovamente con Bavaresco, palla che sfila direttamente al lato, rimessa questa volta per il Pirossigeno Cosenza. Arrieta, dribbling non riuscito, Antoniazzi resta lì, Giampaviera gliela porta via, poi è bravo a far scomparire quel pallone Arrieta che subisce anche una carica. Il primo fallo commesso in questa serata. Si lamenta Antoniazzi, è a terra però Bavaresco. Qui gran giocata di Arrieta, fallo di Antoniazzi che colpito in pieno Bavaresco. Gioco fermo perché il numero 10 del Cosenza è ancora a terra dopo la brutta botta ricevuta. Arbitro Paverani è in zona per capire lo stato di salute del giocatore del Cosenza. Adesso cure mediche per lui. 4 minuti e 8 secondi di questo primo tempo, buon ritmo proposto dalla Came. Il Cosenza sta attendendo e tentando gli affondi in ripartenza. 0-0 però il risultato. Poi di parate interessanti proposte da Gianluca Parisi. All'andata al Pallavolo Ossigeno terminò 2-1 per il Cosenza, era il 21 di novembre. Marcellinho e Bavaresco in gol per il Cosenza. La rete invece della Came fu di Giampaviera. Gli ultimi precedenti qua al Palacicogna vedono una Came Treviso in battuta 2-2 l'anno scorso nella stagione 24-25 e 2-1 invece vittoriosa la Came nella stagione 23-24. Lascia il campo momentaneamente Bavaresco, è entrato Mauro Canal. Arrieta pensa che al tiro, aggiusta il sinistro e calcia dalla distanza, trovando la risposta di Pietrangelo. Rimesso per Arrieta, va dentro, appoggio per Marcellinho, chiuso sul tocco di Antoniazzi. All'offerta per la conclusione di Canal. Sotto porta c'è una deviazione in anticipo su Marcellinho. Altro possesso Cosenza. Tony Dandel offre l'indietro, Canal calcia, deviazione, ripartenza per la Came. Antoniazzi per Azzoni, troppo lungo. Palla che termina direttamente fuori, una bella traccia offerta da Antoniazzi per Azzoni. Qui inquadrato. Possesso per il Cosenza. Riparte da Arrieta. Tony Dandel, largo Parisi, Tony Dandel calcia direttamente in fallo laterale. Tra poco due cambi per la Came. Sutton prende il posto di Azzoni e va immediatamente alla battuta. Entrato anche con il numero 3 André Ferreira, con l'offerta per Donin Murato. Sutton offre la ripartenza a André Ferreira. Donin va dentro, scarico per Giampaviera, vorrebbe un appoggio, lavora questo pallone all'indietro. Donin, Sutton dall'altra parte, Trentin su di lui, va Donin, calcia comunque, il muro in uscita di Gianluca Parisi.
Giappa Vieira con deviazione, Parisi prova ad impedire il calcio d'angolo, ma ci sarà. Sta facendo un grande lavoro il capitano della Came, che era squalificato nell'ultima contro la Sandrabate. Adesso Sutton sul punto di battuta, palla scodellata per Donin che si coordina, palla sotto porta per Sutton che trova la deviazione vincente. È avanti la Came con Sutton, 1-0. Calcio d'angolo, Donin, Sutton. Sotto porta, non può nulla Parisi. Che ha trovato però soltanto l'esterno della rete. Sutton qui sotto porta è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Grande chance per Sutton. Canal fa sbattere questo pallone per André Ferreira. L'uscita adesso di Adornato, palla per Marchio. Adornato a lavorare questo pallone, rischia ma comunque mantiene in campo il pallone. Palla offerta all'indietro direttamente in zona Pietrangelo. Si resta 0-0 quindi con una grande occasione per Sutton. Ha sprecato da pochi passi il tiro sotto porta. Pietrangelo, si allacciano qui Marchio e Gargantini. Non c'è nulla per l'arbitro, si riparte un lancio lungo a cercare il movimento da parte di Arrieta. Lavoro spalla alla porta da parte di Gargantini che lascia lì il pallone. Arrieta, buona giocata. Sutton rischia di mettere in pericolo Pietrangelo. Palla direttamente fuori. Ultimo tocco. Sutton che fa rimbalzare questo pallone però su Marchio e quindi sarà rimessa per la Came Treviso. Sutton, appoggio per Gargantini, si gira, offre all'indietro. Sutton a lavorare questo pallone, mancino potente, deviazione da parte di Gianluca Parisi. Giocata di Sutton, parata di Parisi. Qui l'uscita. Adesso la palla offerta per la ripartenza di Canal che calcia comunque, nonostante sia molto lontano dalla parte destra verso la porta di Pietrangelo. Sutton, Ferreira, Gargantini aggancia male, rimessa. Arrieta lavora questo pallone. Sutton in aggressione alta. Arrieta strattonato da Sutton. Secondo fallo di questo primo tempo per la Came Treviso. Si lamenta il numero 10 della Came qui richiamato dall'arbitro Paverani. Arrieta
a muovere questo possesso per il Cosenza. Palla che non passa. Ferreira all'indietro, Ercolessi, lanci in avanti nel vuoto però. Palla aperta per Parisi. Arrieta, preso alto questa volta da Gargantini. Si appoggia in avanti. Trentin. Marchio. Canal. Fa girare il possesso adesso il Cosenza. Canal rischia sull'aggressione alta di Andrea Ferreira. Porta a casa comunque il massimo. Concede semplicemente la rimessa per la Came Treviso. Ercolessi. Andrea Ferreira. Ercolessi allarga. Gargantini. Sutton a lavorare questo possesso. Torna da Ercolessi. Gargantini. Sutton calcia con il sinistro. La palla di poco a lato. Sta provando in questo primo tempo la Came Treviso. Sutton. Gargantini tocca, rimessa per il Cosenza. Marchio. Bavaresco. Palla che sfila sull'esterno. Allarga poi per Marchio, che torna da Tony Dandel. Finta, calcia, deviazione. Rimessa Cosenza. Bavaresco sul punto di battuta. Scarico all'indietro, adesso il Cosenza prova. Palla al piede, va ad uscire dall'aggressione della Came Treviso. Palla scodellata da Parisi, in avanti. Trovata la parata di Pietrangelo. Palla indietro per la conclusione della distanza. Murata. Provato Marcelinho. Adesso altro possesso per il Cosenza. Allontana lungo di Biazzoni. Pietrangelo lancia in avanti, Giappabiera cerca un appoggio, si alza Donin, torna male Giappabiera, rimessa riconsegnata alla Cosenza. Bavaresco sull'aggressione alta di Giappabiera, fa l'offerta, la saletta di Marchio, adesso in possesso Tony Dandel, in avanti, c'è fallo, sì, il terzo di questo primo tempo della Came.
Punizione per il Cosenza. Marchio caccia col sinistro, deviazione sotto porta, se la ritrova lì Pietrangelo. Ma sta crescendo in questa fase il Cosenza. Registra un'altra occasione Azzuni, appoggia in avanti Giappa Vieira a lavorare questo pallone, adesso all'indietro. Donin, brutta uscita, adesso altro fallo, il quarto del primo tempo della Camel. Tanti errori in questa fase per Camel Treviso. Qui intanto Marchio col sinistro ha trovato la deviazione sotto porta, un flipper che alla fine ha offerto un pallone comodo a Pietrangelo. Tony Dandel in possesso. Marchio ha visto il movimento di Bavaresco, poi torna in zona Marcelinho che rientra. Marcelinho, Bavaresco si è ripreso dopo la brutta botta subita in avvio di gara. Adesso andrà a battere lui la rimessa dopo il tocco di Giappa Vieira. Tony Dandel allarga. Marcelinho, palla che sfila, ultimo tocco di Marcelinho, rimessa per la squadra di Silvio Rocha, che raduna i suoi. Time out chiamato da Silvio Rocha in una fase delicata della gara in cui di fatto il Cosenza ha preso campo dopo che la Camera ha registrato diverse occasioni interessanti, ha sprecato anche un paio di gol che sembravano già fatti. Adesso sta rischiando di subire la carica del Cosenza. Esce almeno per adesso 1-0 equilibrato nel risultato e anche nella trama tattica. Una gara bloccata ancora sul risultato di partenza. Indicazioni anche per Ibañez, che può essere sicuramente soddisfatto di quanto visto soprattutto negli ultimi minuti. Con i suoi sono andati al tiro l'ultima volta con Paride Marchio, un calcio piazzato. Azzoni riparte da Donin. Appoggio per Giappa Vieira che si gira. Potente ma impreciso il tentativo del capitano della Came. Non era facile girarsi con quell'angolo molto stretto. Ci ha provato comunque Giappa Vieira. Parisi, mancina avanti. Ripulito, Donin mette a terra. Azzuni sulla pressione alta proposta da Marcelinho, l'uscita di Giappa Vieira, la palla non è uscita. Giappa Vieira sbatte addosso a Parisi, rimessa Camel Treviso. Azzuni chiude il triangolo e calcia, palla che resta di Giappa Vieira. Altro intervento di Parisi. Doppio intervento da parte di Gianluca Parisi. Prima sul tentativo dalla distanza di Azzoni e poi Giappa Vieira che ha stretto il sinistro, trovando ancora il portiere del Cosenza. Palla offerta in avanti, il colpo di testa da allontanare. Ne può approfittare Antoniazzi. Donin anticipato, Marcelinho la porta via dal traffico. Giappa Vieira, Azzuni con calma adesso la Came, ultimi 8:35. Antoniazzi, Donin, Giappa Vieira all'indietro, Antoniazzi murato, palla che resta ancora in gioco, la tiene Giappa Vieira. Si gira Antoniazzi, tra parata di Parisi e semplice rimessa. Qui si è girato
Giancarlo Santoniazzi ha trovato un'altra risposta di Parisi, l'ennesima di questo primo tempo, giocata molto bene dall'ex portiere della Sandro Abate, Donin. Giappa Vieira, Azzoni, Donin, Giappa Vieira, si gira, Giappa Vieira è passato e calcia sull'esterno. Adesso si riparte con un possesso per il Cosenza, sprecato immediatamente. Questo il tentativo di Giappa Vieira, bravissimo ancora una volta a liberarsi della marcatura, meno a trovare la porta, non era affatto facile con quell'angolo strettissimo. Donin ci riprova. Azzuni se la porta sull'esterno, calcia col sinistro, palla abbondantemente a lato. Parisi rilancia in avanti Cosenza. Giappa Vieira tocca, alla fine rimessa per Trentin che lascia la battuta ad Adornato. Movimento da parte di Arrieta non servito sul tocco di Tony Dandel, c'è una deviazione e un altro possesso per il Cosenza. Lo scatto di Arrieta a Murato, Giappa Vieira raccoglie, ci prova Antoniazzi da una lunga distanza, traiettoria imprecisa che termina direttamente in fallo laterale. Prova a passare Antoniazzi, c'è una deviazione che resta lì. Giappa Vieira, Murato, altra rimessa. Questo lo scatto di Antoniazzi, seguito da Adornato, in uscita Parisi a dirgli di no. Azzuni, Giappa Vieira a lavorare questo possesso. 6:40 all'intervallo, 0-0 il risultato qui al Palacicogna. Ci riprova Donin. Giappa Vieira, palla che sfila, Canal a raccogliere il possesso, lancio in avanti, l'uscita pronta da parte di Pietrangelo. Giappa Vieira, Antoniazzi, Donin, torna in campo Sutton, uscito Giappa Vieira. Antoniazzi aggredito alto questa volta da Trentin, si appoggia in avanti, non passa questo pallone per Azzuni. Cambio con Andrea Ferreira, anzi con Ercolessi che è appena entrato in campo. Tony Dandel, Arrieta fa girare questo possesso appoggiandosi in avanti da Canal che non passa, e allora Donin riparte da Antoniazzi. Canal raccoglie il possesso. Arrieta, finta, Tony Dandel cerca un fallo che per adesso non c'è, poi rischia di perdere il pallone, lo mette fuori, lascia il campo a marchio. Ercolessi offre a Sutton, rientra Sutton sul fondo. Giocata a rientrare del numero 10 del Came Treviso. Adesso Parisi. Prima di riprendere
Altro time out, questa volta chiamato dai Bagnes. A 5:13 dall'intervallo regge, almeno per adesso, il risultato iniziale di 0-0 tra Camere Treviso e Cosenza. Indicazioni anche per il portiere Gianluca Parisi in una fase in cui ci sono state poche occasioni da gol. L'ultimo tiro di Sutton abbondantemente a lato, nessun pericolo per il portiere Parisi. Silvio Roce invece riguarda con i suoi gargantini, appena ripreso la posizione là davanti al posto di Giappa Vieira. Vedremo come si comporterà in questo finale di primo tempo con le squadre che stanno per tornare in campo. 5:14 ancora da giocare in questo primo tempo, veramente gara ancora aperta a qualunque tipo di risultato. Attenzione però richiesta in questo finale di primo tempo e non scollarsi, non lasciare troppo spazio agli avversari per non complicare chiaramente le cose nella ripresa. Parisi alla battuta, lascia il pallone per il rinvio da parte di Arrieta direttamente tra le braccia di Pietrangelo per i lanci davanti. Gargantini mette a terra in maniera regolare, palla che resta lì pericolosa. Arrieta, dribbling riuscito, Arrieta è passato, Arrieta con l'esterno va dentro con un pallone però imprendibile per lo scatto di Trentin. Bella la giocata questa volta di Kevin Arrieta, che si è liberato dalla marcatura in maniera elegante, non è riuscito però a trovare l'assistenza all'interno dell'area. Pietrangelo rimette in movimento la Camere Treviso. Sutton, Ercolessi in avanti, raccoglie dall'altra parte Parisi. Alta la pressione della Came, il Cosenza deve sparare direttamente fuori. C'è stata però una deviazione, quindi sarà rimessa per il Cosenza, che può alzarsi alla battuta Canal. Traiettoria dentro l'area, protetta dalle gambe di Pietrangelo. Ancora Canal, la gioca all'indietro, Arrieta! Dalla distanza la sblocca il Cosenza. Siluro imprendibile per Pietrangelo. È avanti Cosenza 1-0. Conclusione molto precisa. Mancino nell'angolino. È avanti Cosenza con una perla costruita da Canal e confezionata da Arrieta, che trova l'angolo lontano e fa una giocatona per portare in vantaggio il Cosenza. - 4:22 all'intervallo, si è sbloccato il risultato, il Cosenza è avanti. Ferreira lascia il possesso, adesso la Came si trova sotto dopo aver giocato un buon primo tempo. Sutton lavora per Ferreira, l'uscita di Parisi. Ercolessi ma dentro per André Ferreira, lavora questo pallone al limite. Ercolessi con la punta, la risposta di Parisi, palla che resta lì e poi il muro di Canal, prosegue l'azione. Sutton non la tiene, Arrieta dall'altra parte può dare in contropiede, Arrieta la tiene e alla fine congela il possesso per il Cosenza. Si è spenta l'opportunità di andare in contropiede qui. Gargantini raccoglie il possesso, Gargantini potrebbe anche andare a tiro a terra. Gargantini, punizione interessante adesso per la Camere Treviso. Ha perso un brutto pallone il Cosenza. Questo il tentativo di dribbling da parte di Gargantini, trascinato a terra dal tocco di Arrieta.
Anche ammonito il numero 24 della Cosenza nell'ultima occasione, e qua rivediamo ancora. Adesso punizione molto interessante per Maccabi Treviso. Sutton sul punto di battuta. Studia il modo di arrivare alla porta di Parisi. Sutton la tocca, Giapa Vieira la mette nell'angolino, la Kame la pareggia da schema. Sutton per Giapa Vieira, 1-1. Il pareggio di Giapa Vieira la rimette subito in parità. Qui la giocata di Sutton, c'è anche una deviazione che mette fuori giri Parisi. Pareggio della Kame a 3:36 dall'intervallo. Riparte il Cosenza, Arrieta in possesso dal primo fallo commesso dal Cosenza in questo primo tempo. È nato il gol dell'1-1. Pavaresco, Arrieta, protagonista in entrambi i gol. Adesso allarga dall'altra parte Tony Dandel, va in dribbling, non è uscito il dribbling qui su Ercolessi. Adesso rimessa già battuta, Arrieta con deviazione. Pietrangelo, Gargantini accelera, prova a tenerla in campo, Marchi su di lui. Gargantini alla fine la tocca per ultimo e sarà rimessa laterale per il Cosenza. Parisi riparte col possesso per il Cosenza, imbucata anche da terra, ha provato a lavorare questo pallone Pavaresco, palla che scivola direttamente fuori. Iniziati gli ultimi 3 minuti di questo primo tempo, 1-1, e gara molto equilibrata, molto combattuta al Palacicogna. Pietrangelo in avanti, direttamente fuori. Tony Dandel, Pietrangelo, Scodelli in avanti, raccoglie Ercolessi, spara alla porta, crolla a terra, non c'è fallo. Ripartenza adesso per Arrieta. Arrieta può andare in porta, se la sposta sul sinistro, c'è fallo. La punizione adesso per il Cosenza. Si lamenta Sutton, già anche per lui. Secondo ammonito sul primo giallo di Arrieta, ha trovato il gol la Kame Treviso. Qui Sutton deve bloccare anche con le cattive l'iniziativa di Arrieta. Le proteste da parte di Sutton. Ma sarà comunque calcio di punizione. Arrieta, Marcelinho in 2 su questo pallone. Una posizione buona chiaramente per andare in porta ed offrire uno schema sorprendente come quello della Kame. Arrieta col sinistro, palla sul fondo. C'è stata deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Questa la botta di Arrieta con il ginocchio. Scheggiata questa soluzione. Palla che attraversa l'area. C'è stata deviazione, quindi nuovo calcio d'angolo per il Cosenza che resta lì a 2:25 dalla fine del primo tempo. Palla scodellata dentro l'area, non si passa, solo chiusura di André Ferreira. Trentin lascia la battuta, Arrieta all'indietro, sale anche Parisi che lancia in avanti una traiettoria gestita bene dalla Kame.
André Ferreira in possesso, scappa via già Baviera, lo ha visto Ercolessi, deviazione di Trentin. Batte Ercolessi, già Baviera a lavorare questo pallone, prova a calciare con deviazione. Ercolessi. Antoniazzi sbatte, questa volta addosso a Trentin. Tony Dandel prova a far passare questo pallone. Antoniazzi lo ricattura, quella che però scivola fuori e sarà rimessa per la Kame, ma da rivedere il punto di battuta. Antoniazzi all'indietro, già Baviera. Murato il primo tentativo. Resta però ancora in possesso la Kame con un'altra soluzione provata da Antoniazzi. Donin lascia scorrere, sarà rimessa per André Ferreira. Antoniazzi. L'uscita della Kame 75 secondi dalla fine del primo tempo. Recuperato il possesso da Bavaresco. Canal va dentro, deviazione di Tonin. Alla fine rimessa dal fondo per Pietrangelo, che ha già rimesso in moto Sutton. Donin. Antoniazzi, Sutton dall'altra parte, pescato. Rientra Sutton. Antoniazzi va a girare per Donin. Sutton lascia per Donin. Terra, trascinato Enrico Donin. E allora punizione. 34 secondi alla fine di questo primo tempo. Risultato di 1-1. Adesso Antoniazzi vuole andare al tiro. Lunga rincorsa, Antoniazzi, il muro di Parisi, e Pietrangelo poi non deve intervenire su questa uscita. Bella la parata di Parisi. Questa la parata di Parisi. ...26 secondi all'intervallo. Canal fa girare il possesso. Marcelinho. Canal detta il movimento Marcelinho, che va in profondità. Marcelinho va dentro. Canal ha una nuova chance. Tony Dandel, Canal. Pietrangelo interviene, che ha 3 secondi dall'intervallo. Calcio d'angolo per il Cosenza. Messo in difficoltà Pietrangelo in questo caso dal rinvio di Parisi. Di fatto regalata l'ultima occasione di questo primo tempo al Cosenza. Un Bavaresco che batte all'indietro. Canal, Bavaresco calcia dentro l'area. Sutton spegne di fatto il primo tempo. Così la Kame Treviso termina 1-1 tra Kame Treviso e Cosenza. Decidono il gol in questo momento di Arrieta per il Cosenza e già Baviera per la Kame Treviso. Tutto in bilico dopo i primi 20 minuti. Noi ci prendiamo un break e torniamo per la ripresa qui dal Palacicogna.
Pronti a ripartire, si ripartirà dal risultato di 1-1 del primo tempo. Una Nakame che ha provato a gestire il ritmo della gara in avvio, poi ha subito la rete di Arrieta, ha raddrizzato con uno schema Sutton-Giapavieira, con un finale in cui anche Parisi è stato grande protagonista. Torna in campo anche Adornato. E adesso siamo pronti a riprendere. Ultime indicazioni, poi l'arbitro Paverani darà il via. Si riparte col secondo tempo di Cave Treviso Cosenza, risultato di 1-1. Adesso primo affondo tentato dal Cosenza, Giapavieira, terra, riparte Donin che non può arrivare su questo pallone e quindi rimessa in favore del Cosenza. Tony Dandel allarga questo possesso, traccia interna, anticipo da parte di Antoniazzi. Donin sfila, trova il fondo, fallo questa volta da parte di Bavaresco e allora calcio di punizione in favore della Came Treviso. Primo fallo di questa ripresa, Bavaresco su Donin. Buona chance, appena 28 secondi in questo secondo tempo. Donin e Azzoni. Parte Azzoni, schema Giapavieira, si incastra qua nella marcatura e si deve ripartire quindi direttamente da Pietrangelo al rinvio, lancio lungo coperto dal colpo di testa di Tony Dandel. Antoniazzi calcia dal fondo trovando la risposta di Parisi. Sarà rimessa laterale, intanto sul cross precedente è crollato un pannello e quindi bisogna attendere prima di ripartire. Silvio Rocia, un colloquio con Donin. Adesso eccoli gli addetti ai lavori per risistemare il pannello, il canestro da basket. Adesso è tutto pronto per ripartire. Si ripartirà dal possesso per la Came Treviso. Con Donin che muove all'indietro per Antoniazzi. Pressione alta di Marceligno. Antoniazzi. Donin. Appoggio per Giapavieira che allarga. Antoniazzi. Donin. In due su di lui, scarico per Giapavieira. Azzoni ad agire da Boa. Donin sovrappone Antoniazzi, Donin crea il varco per andare al tiro murato questa volta da Marceligno. Antoniazzi sposta, Pietrangelo rinvia direttamente fuori. Possesso per il Cosenza che sta gestendo bene questo avvio di ripresa senza rischiare nulla di fatto. Ripartirà con un nuovo possesso dal basso. Tony Dandel, scarico Parisi, lungo rinvio. Tony Dandel anticipato, palla che schizza
direttamente sul soffitto del Palacicogne, quindi sarà rimessa per il Cosenza. Tony Dandel c'è libero adesso Adornato, accompagna l'indietro l'uscita di Parisi. A testa già Paviera, interviene, prova a mettere a terra Azzuni sulla pressione di Tony Dandel. Donin prova a raccogliere, già Paviera chiama una traccia che però è occupata e allora si riparte da Antoniazzi. Azzuni, Donin è largo, Antoniazzi va da questa parte dove c'è già Paviera, 1-2 che non si chiude, rimessa per il Cosenza. Arrieta rischia sulla pressione di Giapaviera. Adornato, Scodella, questo pallone in avanti, ultimo tocco di Marceligno. Antoniazzi, Murato, ancora da Marceligno. Antoniazzi, prolungato il possesso del Came Treviso, qua non aggancia Azzuni, la palla scivola direttamente fuori. Rimessa battuta, palla scodellata in avanti, Antoniazzi raccoglie con l'esterno, già Paviera all'indietro. Concludere Azzoni senza trovare il varco giusto. Rimessa Came. Si riparte con una rimessa. Le proteste di Giapaviera. Sarà il Cosenza a rimettere in movimento Canal, lancia in avanti le azioni di testa. Canal, Azzuni perde il contrasto, palla che resta lì, adesso prova ad uscire Donin, spassa Donin sull'esterno. Trentin lascia per Canal, poi riparte dal basso il Cosenza in una ripresa in cui ci sono state ancora poche emozioni sotto porta. 4 minuti bloccati, molto frammentati al Palacicogna tra Came Treviso e Pirossigero Cosenza. Sutton, Donin, largo Ercolessi, passa da lui Sutton, Donin, finte, Trentin su di lui, Giapaviera a raccogliere il possesso, Marchio ad aggredirlo alto, Giapaviera sposta Sutton, Giapaviera Murato, il tentativo, Arrieta prova a ripartire, Canal raccoglie un nuovo possesso per il Cosenza. Trentin, Canal, Detta, un'altra linea di passaggio, poi allarga Canal. Trentin, Marchio alleggerisce l'indietro, sbagliato questa volta
la linea di passaggio, cenno d'intesa comunque tra Parisi e Trentin. Rimessa per Ercolessi. Sutton, movimento di André Ferreira, servito, Canal su di lui, Ercolessi, Sutton, Ercolessi, c'è spazio anche per calciare, Murato il tentativo dalla distanza, superati 5 minuti di questo primo tempo, lancio lungo. Rimessa per Arrieta. Sale Parisi. La palla che scivola fuori, Ercolessi. Muro di Trentin richiamato e giallo per lui. Ufficializzato il cartellino giallo per Trentin, il terzo ammonito di questa gara dopo Arrieta e Sutton. Ercolessi adesso la battuta, il risultato che non si smuove rispetto a quanto visto già nel primo tempo. Il gol di Arrieta e Giappa Vieira stanno decidendo l'1-1, almeno fino a questo momento. C'è ancora tanto da giocare in questa ripresa. Ercolessi riparte, Sutton torna da Ercolessi, Sutton, Canal su di lui, largo André Ferreira, non c'è spazio, Sutton rischia, Ercolessi non vuole correre pericoli. Parisi, Arrieta, aggredito alto, Arrieta prova a passare comunque con il dribbling, supera in qualche modo Gargantini, concede il possesso a Canal. Dall'altra parte Trentin, anticipato dalla chiusura di Ercolessi. Trentin calcia dalla distanza, Marchio questa volta, palla direttamente sul fondo, Marchio di testa, Trentin lavora bene questo pallone, André Ferreira su di lui, l'uscita da parte di Pietrangelo che accompagna la palla direttamente sul fondo. Ercolessi va dentro, colpo di tacco di André Ferreira, Murato il tentativo, Sutton torna in possesso, trova una deviazione, sarà calcio d'angolo in favore della Came Treviso. Chiama lo schema Sutton, dentro per la girata, in volée, passa avanti la Came Treviso, il tocco di Gargantini, morbido morbido per il vantaggio Came, 2-1. La ribaltata la Came Treviso, è ancora Sutton a illuminare con il secondo assist del suo pomeriggio, qui trova dentro l'area Gargantini che appoggia con il piatto sul palo lontano e la Came avanti. Terzo gol in questo campionato per Matteo Gargantini. E altro assist geniale fornito da Sutton all'interno di un pomeriggio in cui ha impreziosito la gara della Came. Adesso ci prova il Cosenza che si trova sotto. Sutton in ripartenza, contropiede per la Came. Sutton va dentro, presi in controtempo sia Gargantini che André Ferreira, palla in fallo laterale.
Tony Dandel alza traiettoria, palla direttamente in fallo laterale. Ercolessi, rinvio lungo da parte di Pietrangelo, palla direttamente fuori, rimessa in favore del Cosenza. Tony Dandel alla battuta. Tony Dandel in possesso. André Ferreira in uscita, palla in verticale per Sutton che trova l'angolino. 3-1, gara pazzesca di Sutton, 2 assist e adesso anche il gol. 3-1 Kame. Gran palla in verticale, Sutton ne approfitta sull'assistenza di Antoniazzi, trova il palo lontano e 3-1 per la Kame Treviso. Il Cosenza è in enorme difficoltà e adesso bisogna concentrarsi per la squadra di Ibáñez, che sotto di 2 gol è chiaramente un discorso completamente diverso. Indicazioni anche per Silvio Roccia. Adesso sarà portiere in movimento. Per il Cosenza che riparte sotto di 2 gol. Canal allarga. Possesso. E adesso Kame schiacciata all'indietro. Canal. Arrieta, Trentin, Canal, sbaglia l'appoggio, uscita della Kame, un Canal che allarga direttamente in fallo laterale. Gargantini. Trova il possesso Tony Dandel che può adesso attaccare la verticale, palla dentro l'area, l'uscita di Pietrangelo. Provvidenziale su Arrieta. Sutton a terra, fallo, punizione per la Kame Treviso. Donin lascia la battuta per Antoniazzi che calcia dalla distanza senza trovare la porta, ma c'è stata deviazione.
Antoniazzi, la palla è uscita, quindi possesso per il Cosenza. Canal, Arrieta, sfila via, lancio, ma non c'è il portiere. Già Pavieira lavora questo pallone con André Ferreira, sta tornando in porta in questo momento Parisi. Antoniazzi, André Ferreira, imbucata, coperta, e allora sarà rimessa Cosenza. Canal, Trentin, Canal, palla allargata, cross che arriva dentro l'area, alla fine allontana in qualche modo la Kame. L'ultimo uomo Marcelinho torna in possesso adesso il Cosenza. Marietà calcia, trovando parata di Pietrangelo. Questo il tiro in precedenza da parte di Arrieta, che ha già trovato un gol in questo pomeriggio. Ha trovato la risposta di Pietrangelo. Canal, Trentin, torna da Canal, Arrieta a lavorare questo pallone. Canal, entrati negli ultimi 10 minuti di questa partita, e avanti 3-1 la Kame Treviso. Trentin, Canal, va dentro, una palla che termina abbondantemente a lato. Lascia scorrere questa traiettoria direttamente sul fondo Parisi, sarà lui a rimettere in moto il Cosenza. Parisi, Marcelinho, chiusura, rimessa a Cosenza. Arrieta, Bavaresco, Arrieta, Bavaresco, Trentin, Marcelinho, Bavaresco, Trentin, non trova l'imbucata. Tony Dandel turna da Trentin, che allarga. Tony Dandel all'indietro, pall'offerta per Bavaresco. Arrieta, Bavaresco, Trentin, ultimi 9 minuti. Arrieta ci prova, deviazione e rimessa a Cosenza. Bavaresco ci prova, una palla che sfila direttamente fuori. Lancio lungo, si allacciano in due, per l'arbitro non c'è nulla. Arrieta, palla recuperata da Antoniazzi, che la tiene in campo, alla fine no, sarà rimessa per il Cosenza.
Bavaresco, Arrieta, Trentin, Bavaresco, Arrieta, Trentin, non c'è spazio, deve tornare all'indietro. Tony Dandel muove il possesso, Arrieta, Bavaresco, Tony Dandel, Arrieta, ultimi 8, sempre 2 gol di vantaggio per la Camet Treviso, una gara chiaramente ancora aperta, anche il Cosenza non riesce a smuovere. Trentin, Canal, tra supporto, adesso lui in cabina di regia. Arrieta, Tony Dandel, Arrieta, pensa al tiro, calcia, trova la deviazione da parte di Pietrangelo, il rinvio su cui arriva lo stesso Arrieta. Trentin vuole lo scarico, Arrieta la fa girare, Canal va dentro per la deviazione sotto porta. Questa era calcio d'angolo, ha provato Marceligno. Canal, Arrieta, Trentin deve girarsi, adesso appoggia, Canal va dentro, Marceligno offre dentro per Trentin, non può passare, Canal lascia per Arrieta che calcia con deviazione e torna in gara il Cosenza dalla distanza. Arrieta, deviazione sotto porta e la gara si riapre. Arrieta e sotto porta è Marceligno a trovare il gol del 3-2. E adesso cambia chiaramente l'equilibrio della gara. Gargantini si gira, Gargantini centrale, Parisi rimette in movimento il Cosenza che ha preso fiducia in questo nuovo scenario. Tony Dandel va dentro, archio da terra, prova a calciare trovando la risposta di Pietrangelo. Donin mette fuori. Qualche protesta prima di ripartire. Ercole si lascia per Donin. 6:14 ancora da giocare, palla che sfila in zona. Gargantini che prova a lavorare questo pallone, Gargantini si gira in area, Gargantini passa a terra, non c'è fallo, ripartenza per Marceligno che offre salita ad Adornato. Marceligno in buca, Marchio allarga, Tony Dandel, ruleta riuscita, Gargantini tocca, rimessa per il Cosenza. Questa è la giocata di Gargantini in precedenza che ha superato Tony Dandel, poi leggero tocco del numero 5 del Cosenza. Per l'arbitro non c'è nessun fallo, torna col portiere in movimento il Cosenza. Arrieta a lavorare questo possesso, Trentin, Arrieta, Canal, Arrieta, Trentin, calcia dalla distanza Arrieta, altra parata da parte
Di Pietrangelo, ripartenza per Giapa Vieira che se la allunga e non calcia, non c'era il portiere. Si è divorato il gol del 4-2 la Kame e adesso la risposta con il Cosenza in avanti. Trentin, Arrieta, Canal muove il possesso. Entriamo negli ultimi 5 minuti di questa gara. Trentin, Arrieta, va dentro Tony Dandel, torna dal numero 24 che ha già dimostrato di essere pienamente in giornata. Ha trovato il gol dell'1-0 e poi sul 3-2 lui ad aver calciato la deviazione sotto porta di Marcelinho. E adesso va al tiro, conclusione contenuta da Pietrangelo che va a lungo rinvio per andare in porta. Arrieta ci arriva in tempo. Trentin, Arrieta, Canal, Arrieta, Trentin, ultimi 4. Arrieta se la sposta anche per calciare, Giapa Vieira lo accompagna e alla fine ottiene una buona rimessa. Sarà Antoniazzi ad andare alla battuta. 3:51 alla fine. La Kame è ancora avanti 3-2 in questa gara fondamentale per la parte bassa della classifica. A terra Ercolessi, fallo di Tony Dandel, fischio da parte di Paverani. Iniziata nel frattempo anche l'ultima gara di questa giornata. Il Pomezia è momentaneamente avanti con la Feldieboli 1-0. È una gara veramente che può interessare la classifica di Kame e Cosenza, che in caso di vittoria Pomezia si porterebbe a 26. In questo momento Kame 25, Cosenza 19 sotto. Il Mantova 21. Bavaresco, Tony Dandel, Bavaresco, Arrieta, Tony Dandel, Arrieta, Tony Dandel sull'uscita di Giapa Vieira, rallenta, poi crea lo spazio. Giapa Vieira prova a intervenire e allontana in qualche modo la Kame. 2:47 da giocare. Bavaresco, Arrieta, solita gestione in questa ripresa il Cosenza che è sotto di un gol in questo momento. Bavaresco a lavorare il possesso dentro per Tony Dandel, la palla è passata a Marcelinho, non riesce a coordinarsi, la palla schizza in fallo laterale per il Cosenza. Questa è la giocata in precedenza. Tocco di Antoniazzi in anticipo, Marcelinho va dentro, è uscito Pietrangelo, la palla viene lanciata in avanti e palo pieno, colpito dalla distanza. Aggressione alta di André Ferreira, la palla non passa, Trentin non può intervenire, però la rimessa è per il Cosenza. Questo invece è il tentativo dalla distanza che ha stampato il palo qualche istante fa. Silvio Roccia
Passa adesso il pallone a Tony Dandel. Si riparte. Tony Dandel in possesso il Cosenza. Arrieta va dentro. Trentin. Scarico per Arrieta. Sfida, questa volta già Vieira. Arrieta calcia. Palla sul fondo. Lungo rilancio e palla direttamente sul fondo, e quindi possesso per la squadra di Bagnes. Nel vuoto questo lancio, ultimi 100 secondi. Palla che passa con Antoniazzi in girata, sotto porta, fa 4-2. Presa in controtempo la difesa del Cosenza, ne approfitta allora Pietrangelo che va a servire in avanti in area Antoniazzi. Bella girata e 4-2 Came. Tutto troppo facile per Antoniazzi. Il gol del 4-2. E la festa della Came che si avvicina a un risultato molto importante. Torna sotto di 2 il Cosenza. Canal, Tony Dandel. Canal. Arrieta va dentro, deviazione rimessa per la Came Treviso. Indicazione di Silvio Rocia che vuole questo pallone avanti per Vieira. Si gira Vieira, la sfida in qualche modo Marcelinho. Adesso aggressione alta di Sutton su Arrieta. Sutton la ritrova all'indietro. Vieira va dentro, Ercolesi non calcia. Vieira murato e la palla sfila in calcio d'angolo a 56 secondi dalla fine. Antoniazzi, palla persa, si prova allora Adornato che però viene chiuso, la palla schizza comunque in zona Tony Dandel che allarga Arrieta, imbucata e giocata per il palo, colpito da Marcelinho. Antoniazzi non riesce a passare. E allora si ripropone in avanti Tony Dandel che la chiude. Grandissima parata da parte di Pietrangelo. Eccola la giocata, il palo colpito da Marcelinho. E questa conclusione in precedenza. Pietrangelo lancia in avanti e sul tiro di Arrieta non c'è più tempo, vince la Came Treviso, vince 4-2, festeggia la squadra di Silvio Rocia che dopo le 2 sconfitte contro Sambrabat e Roma torna al successo, sale a quota 25 e adesso sì che può credere fortemente al sogno salvezza. Si fanno invece ancora più complicate le cose per il Cosenza che perde dopo aver vinto l'ultima sfida contro il Pomezia. Perde per la 9ª volta in trasferta su
11 trasferte, ne ha perse 9 e questi sono dati che chiaramente rischiano di affossare la squadra di Bagnez. Con le immagini che vi giungono dal Palacicogna noi vi salutiamo, buona serata e a risentirci. Da Marco Pagano.